Ciao Gerard, Ciao. volevo chiederti, vista la tua esperienza di direttore turistico di Valuar, cosa ne pensavi di un sistema tipo Licet da applicare nel tuo settore o nel tuo paese, cioè nella tua cittadina che comunque ha già fatto delle scelte, no? A Sì, proposito. allora io devo dire già nel senso generale che è bello di vedere della gente come voi con questa situazione che date un po' speranza nel questo mondo che non si sa più dove va, che è molto triste, che Mm. non c'è più uscita e anche ci sono dei parametri di ecologia, di sostenibilità, di tutte queste cose e che non abbiamo tempo, non abbiamo scelta di fare altro che uscire di questo. Sì, sì, E sì. allora, per quello che ho visto, perché non sono uno specialista, ma dico che c'è bisogno di aiutare la gente, di far vedere che è possibile, che un'altra scelta, un'altra vita, un altro modo di produrre, di comportarsi è possibile e che anche, visto che siete italiani, sarebbe interessante di lavorare, anche interessante di avere forse delle sovvenzioni, di lavorare con l'Italia e con la Francia su queste cose. È vero che il turismo, perché io vengo del turismo, il turismo è il negativo della società e Perché dici che il turismo è il il negativo negativo? il senso negativo nel senso della foto, sai, Ah, si sì? dice nella foto e quello che si vive in società si vive nel turismo Sì, e sì, sì. anche nel turismo si può sperimentare delle cose nuove perché è più un modo, un universo di servizi, è un universo anche io vivo in montagna dove la natura è molto presente. Certo, Allora, certo. con questo, poi in montagna si parla molto in francese del concetto di développement durable, sviluppo durabile, si potrebbe dire, che sarebbe di mischiare dei parametri della popolazione, di Sì? far vivere la popolazione sul posto, anche di sapere quanti turismo, quel livello di turismo un territorio può accettare. Può sopportare, certo, perché il turista non sempre è un fattore positivo per il territorio, magari è un fattore positivo per l'economia, ma può avere poi delle criticità Certo, sull'ambiente è che come, poi ricadono di nuovo sull'economia. sì, Quindi, perché sarebbe, si potrebbe dire una massima, un proverbio di dire che troppo turismo ammazza il turismo e c'è certo, un livello giusto che è dove si deve arrivare e con un livello ottimale che preserva le caratteristiche del posto, che preserva, ripare l'identità e sì. anche permette al turista di avere il servizio giusto, pieno di sogno, di forza, di qualità che cerca perché noi non siamo dentro delle zone tipo la Turchia o la Spagna o altre o l'Africa del Nord dove c'è un turismo industriale, Sì, sì, dove massivo, massivo. massivo, dove la gente viene a migliaia e consuma il sole e il mare e basta. Certo. Allora, il vostro modo di vedere, di far raggiungere delle cose molto diverse, mi sembra che è un modo per avvicinarsi del futuro, di un futuro pieno di speranza che spero per noi tutti e per quelli che vengono dopo di noi. Certo, grazie. Grazie a voi.